Allora, ritorneremo a parlare naturalmente del pane perché c'è parecchio da dire, ma voglio dedicare anche altro spazio. Abbiamo il momento della ricetta immancabile e questa volta torniamo a Verona con Leopoldo Ramponi a una ricetta della tradizione riscoperta. Vediamola insieme. Buongiorno a tutti, mi chiamo Leopoldo, Leo per gli amici, sono della Trattoria Il Bersagliere di Verona. Verona, sapete, è una città dell'amore, una città bellissima, straordinaria. La nostra Giulietta Romeo naturalmente la fa da padrona, ma non solo la Giulietta Romeo, la ristorazione e le opere anche, non ci dobbiamo dimenticare di questo. Naturalmente uno dei dolci più importanti in questo momento per Verona e per le feste natalizie è il Pandoro, perciò vi andremo a presentare anche il Pandoro, ma oggi mi hanno chiesto di presentare un piatto storico della città di Verona, la pastisada. La pastisada è un piatto che rappresenta effettivamente la città di Verona. Adesso dobbiamo parlare un po' anche di storia di questa pastisada. Questa pastisada, visto che Verona è innamorata della storia, tante volte io chiedo ai miei clienti, ma voi sapete dove c'è l'Assunta del Tiziano? L'Assunta del Tiziano mi dicono la chiesa dei Frari a Venezia. Sì, ma voi sapete che ce l'abbiamo anche noi al Duomo di Verona? Ecco, questa è proprio la storicità di Verona, proprio a tante cose. Dopo di questo, con la storicità abbiamo anche la pastisada che non è altro che una carne di cavallo che viene cotta in un vino rosso corposo della Valpolicella naturalmente. Questa pastisada come è nata? Questa pastisada è nata anticamente, diciamo, da quello che può essere la storia. Il nostro Giorgio Gioca addirittura la mette la data, il tempo di Alarico e Odoacre, e questo è molto importante. Noi la datiamo ancora a Romano d'Azzolino, quando è venuto a prendersi Verona, purtroppo. E lì voi sapete che le battaglie di una volta non si facevano come adesso 24 ore al giorno, ma si facevano dall'alba al tramonto. Naturalmente chi andava in guerra allora erano i ricchi, i poveri restavano dentro alle mura e si può immaginare, finita una giornata così, com'era il campo di battaglia con tanti cavalli morti eccetera, e questo non era altro che un piacere per i poveri purtroppo, che ritiravano la carne e la portavano internamente alla città per mangiarla. Mangiare questa carne era un po' complicato, anche perché insomma tra lo sporco eccetera, visto che oggi parliamo di allergenici e tutte queste cose qua, immaginatevi una carne del genere. Allora cosa si è pensato? Si è pensato di cuocerla in una maniera particolare, prima mettendola nel vino rosso, e io l'ho già fatto perché effettivamente questa notte è stata nel vino rosso, quindi è stata lavata stamattina, tirata su, e poi cosa si fa? Si fa una cosa semplice. Per disinfettare la carne in questo momento si mette un po' di olio nella pentola, prendiamo la cipolla, che è ancora uno dei più grandi disinfettanti che abbiamo, perciò le dosi sarebbero praticamente 1 chilo di carne e 1 chilo di cipolla. Questo giusto per far pensare a come deve essere questa. Fatto questo, immergiamo la carne e la lasciamo praticamente a stufare. Cosa ci mettiamo dentro? Allora, probabilmente, a parte il sale ci dobbiamo mettere il sale e il pepe. Quando si dice il pepe, noi a Verona ce l'avevamo il pepe nel 1400, anche se Marco Polo doveva ancora andare in Cina. Verona è una città dove praticamente ha un grande rapporto con Praga, perciò noi avevamo un giro grandissimo di queste cose. Per ammorbidirla però ci mettiamo anche un po' di lardo interessantissimo. Questo è un lardo della Valpolicella. Per riconoscere il lardo che sia molto buono deve avere questa vena di rosa, perché allora è molto dolce il lardo, e lo andiamo ad incorporare al tutto. E dopo ci mettiamo dentro la cosa più importante, un po' di cannella, un po' di timo, un po' di rosmarino, il pepe in grano. Queste cose io le ho già preparate, tritate, perché è più semplice e la carne prende meglio così.
Inceneriamo anche quello, facciamo una piccola giratina, lasciamo a fuoco alto in modo che si rosoli molto bene la carne. Quando si è ben rosolata, ma deve essere ben rosolata, se ho ancora qualche minuto così finisco anche questa storia, praticamente ecco che il popolo aveva la carne disinfettata, saporita e oltre a questo, oltre ad averla disinfettata e saporita, durava anche nel tempo perché con più si cuoceva, con più era buona. Questo infatti viene considerato uno stracotto a tutti gli effetti. A questo cosa possiamo aggiungere? A questo possiamo aggiungere la polenta. Un secondo solo perché si rosoli bene. Inseriamo adesso il vino, la copriamo di vino. Vino, questo è un Valpolicella. Voi sapete che noi in Italia abbiamo dei vitigni autoctoni straordinari, meravigliosi. Il Valpolicella fa parte della storia anche del nostro territorio e il Valpolicella è un uvaggio di Rondinella Corvina Molinara. Io in questo caso ho preso non proprio Valpolicella, ma sempre della zona della Valpolicella, ho preso proprio un vino particolarissimo con delle uve autoctone. Oltre al Rondinella Corvina Molinara abbiamo dentro anche l'Oseletta e la Negrara. Questa è una cosa particolare perché ormai l'Oseletta e la Negrara non si adopera più. Questo perché? Perché mi dà un sapore più intenso a quello che può essere la pastisada. Si potrebbe adoperare anche l'amarone nella pastisada. Io trovo che forse è troppo l'amarone nella pastisada, però questo vino secondo me va bene, ci sta bene anche un bel superiore che non c'è assolutamente, va benissimo. È importante anche l'alloro. L'alloro dà un tocco veramente meraviglioso a questo piatto. Ecco, dopo chi viene a Verona naturalmente, oltre a Giulietta Romeo, oltre all'Arena, adesso abbiamo anche i mercatini di Natale, abbiamo una mostra dei presepi eccezionale, abbiamo una mostra dei presepi dentro l'Arena che è veramente favolosa. Perciò io dico, va bene che io sono antico perché è la quinta generazione che fa la ristorazione nella mia famiglia, di conseguenza sono antico, ho un ristorante che è antico perché è dell'800, abbiamo una cantina del 1200, perciò insomma lavoriamo su questo, però lavoriamo sulla storia perché la storia è quello che bene o male, non bene o male, nella storia noi ci dobbiamo confrontare, dobbiamo anche vederla. Adesso io andrei a fare anche la polenta, finché la pastisada naturalmente voi sapete benissimo che ci vuole un po' di tempo, perché la pastisada ci vogliono dalle 3 alle 4 alle 5 ore a fuoco lento, mi raccomando, non a fuoco vivo solo all'inizio quando si rosola la carne, ma dopo si mette solo a fuoco lento, si copre e si lascia lì 4 ore, voi intanto potete andare a fare la spesa. Mi raccomando, quando andate a fare la spesa però che ci sia uno che guardi, che non si bruci tutto, perché sennò diventa molto pericolosa la cosa. Mi hanno fatto anche una domanda interessante, ma se si asciuga dobbiamo aggiungere del vino? No, perché praticamente questa preparazione viene fatta con una carne particolare, cioè deve esserci la mascella, la guancia del cavallo, un po' di muscolo, il collo, in modo che ci sia anche del grasso. Perché il grasso? Perché così quando sta bollendo eccetera, piano piano si scioglie, essendo coperta, perché mi raccomando bisogna coprirla, come dicevo, praticamente il vapore eccetera che viene su ritorna dentro e di conseguenza rimarrà sempre esclusivamente bagnata. Adesso andiamo a fare la polenta. Io consiglio sempre di mettere un goccino d'olio dentro l'acqua, se avete anche una fogliolina di salvia o qualche profumo che vi interessa, secondo me è molto interessante farla insaporire la polenta. Polenta che andremo a fare naturalmente con molta calma. Tra l'altro allora vi aspetto, mi raccomando, a Verona,
perché appunto è una città dalle mille risorse, dopo lì vicino avete anche il lago di Garda, ci sono le montagne, si può andare a sciare, cioè, ecco, venite a Verona, ecco, tutto lì, insomma. Prendete il treno, la macchina, in questo periodo magari la macchina vi disturba, però abbiamo anche tanti parcheggi, perciò non c'è questo problema grande. I ristoranti funzionano molto bene, abbiamo naturalmente tutti i piatti tipici nostri, perché i di più lavorano con i piatti tradizionali. Non dimentichiamo che oltre alla pastissada abbiamo il bollito misto, la pearà. Voi sapete che la pearà, ad esempio, è una salsa tipica veronese, nata, così si dice, dalla preparazione che Bertoldo fece, così scrive Bertoldo, alla corte di Alboino con Rosmunda, quando Rosmunda ha bevuto, che voi sapete tutta questa storia, vero? Di Rosmunda che ha bevuto nel teschio del padre, eccetera, eccetera. Cosa è successo? È successo che per levare questo odore acre del sangue praticamente ha fatto questa salsa particolare a base di brodo, pane, midollo. Allora adesso noi cerchiamo di non adoperarlo perché so che siete tutti in dieta, so che tutti non volete il midollo, è troppo pesante, formaggio e molto molto pepe. Questa è la pearà. Tempo anche qua per farla, ci vuole un po' di tempo, nel coccio di terracotta è molto importante. Ecco che nel frattempo si è preparata anche la polenta. Ecco, sono passate 4 ore ed ecco com'è uscita la pastissada. Allora noi andremo a servirla però con la polenta perché è molto importante questo. Questa io adesso l'ho fatta fresca, però voi la potete fare anche abbrustolita, è molto buona anche abbrustolita, Ecco. E qua abbiamo il nostro piatto storico. Ecco, noi abbiamo impiattato il tutto. Adesso l'abbinamento che io consiglio, naturalmente l'abbiamo fatto con questo tipo di vino, io consiglio questo tipo di vino. Ci sta benissimo anche un superiore e anche un ripasso. Il ripasso sapete che è un Valpolicella ripassato sulle vinacce dell'Amarone. E buon appetito a voi. Eh sì, buon appetito, infatti viene proprio. Bravo Leo, che piacere rivederlo, veramente è un personaggio ricco di risorse, insomma, ha parlato di prodotto, di territorio, di storia. Una sola cosa ne avrei cambiato alla luce della trasmissione di oggi, no la polenta, il pan, ma solo alla luce della trasmissione di oggi, non è una critica a Leo. Un bel pane ricco di mollica, giusto, perché lì bisognava intingere il pane nel sughetto, bisogna rancurare, come si dice, ecco, giusto? Italiano della scarpetta. La scarpetta, certo. No, bello. Sono contento che sia piaciuto diciamo, ai videospettatori perché anche a me ha fatto molta impressione. Come dici tu, anche altre persone, anche l'ultima, sì. Quella di Rovigo, ma questo mi sembra più rotondo. Ecco, cioè, questo è completo, direi proprio un modello esportabile. E poi è stato abile perché ci ha fatto venire la voglia di andare a Verona. Assolutamente. E di andarlo a trovare. E io spero di andarci presto. Ecco, proprio una battuta, poi abbiamo la pubblicità. Che cosa ne pensa? 50 e più di questa riscoperta delle tradizioni, di questo comunque continuare a essere in attività sempre? Ma guardi, i nostri associati 50 e più, ai nostri associati piace il turismo, sia il turismo culturale che il turismo enogastronomico. Che deve essere ben abbinato. Per cui l'abbinamento anche nelle nostre iniziative, nelle nostre realtà, li facciamo accompagnando l'uno e l'altro, perché è un piacere gustare i prodotti regionali, è un piacere gustare anche la cultura regionale. Ecco, questo è molto... Ecco, solo una parola, perché poi abbiamo appunto la pubblicità, poi riprendiamo gli ultimi temi. 50 in più che cos'è? È un'associazione? Allora, 50 in più intanto è un grande sistema di servizi di assistenza. Sotto questo logo 50 in più di Confcommercio. Di Confcommercio si nasconde la 50 in più associazione di ultimi cinquantenni, la 50 in più ENASCO, la 50 in più CAF, 50 in più turismo.
cioè sono tutti sistemi per dare assistenza. Per esempio con la 50 e più ENASCO diamo assistenza in campo previdenziale e assistenziale per pratiche di pensioni, per individuare che punto sono con i miei contributi pensionistici. Abbiamo il 50 e più CAF per quanto riguarda tutte le pratiche, il 730, ISE, RED e quant'altro. Ecco, questa è l'assistenza in campo generale, sia fiscale, sia assistenziale e previdenziale, che diamo a tutti i soci indistintamente. Quindi chi fa parte della categoria, grande categoria commercio e servizi, può anche godere Usufruire. Quanti associati avete a livello nazionale? A livello nazionale siamo in 330.000 associati. Quindi è l'associazione più grande Tantissimo. della Confcommercio, non ce ne sono altri È che hanno un numero l'associazione di più soci grande, così. come numero è l'associazione più grande. Dai 50 Nel anni in Veneto, su, quindi non nel solo Veneto ne pensionati. abbiamo 30.000, oltre Però, 30.000, per però, cui siamo complimenti. 30.500 per Lunga la vita. precisione. Ecco, quindi chi fosse interessato naturalmente trova tutte le informazioni anche sul web, naturalmente, Certo. oppure chiamando Confcommercio, non solo pensionati, assolutamente, diceva, anche No, persone non che sono in attività però vogliono avere dei servizi ulteriori, questo è molto importante. Pubblicità, poi torniamo ancora insieme.